Torna alla vittoria l'Ichnos Basket Nuoro che con un'ultima frazione in grande spessore ha superato col punteggio di 66-65 i padroni di casa del Sosaranzo Solbia, un successo che porta a 18 i punti in classifica e proietta la formazione nuorese al quarto posto del campionato regionale di promozione. La gara era valida per la quarta giornata in ritorno, sugli scudi De Gortes che con 24 punti è stato il miglior marcatore della sfida e Rondoni autore di 20 punti. Un match non semplice per i nuoresi che hanno dovuto rincorrere gli avversari che si sono tenuti avanti nel punteggio per larghi tratti. Il primo tempo si è concluso con i galluresi in vantaggio sul 23-21, stesso risultato anche nella seconda frazione che si è conclusa col punteggio di 17-15 per Sosaranzo Solbia. Le due squadre sono andate a riposo lungo con i padroni di casa in vantaggio per 40-36. Un gap di 4 punti per la squadra del coach Gianmario Pani non impossibile da ribaltare, anche se l'andamento della terza frazione non è stato favorevole alla Ichnos, che anziché ridurre lo svantaggio lo ha visto allargarsi. La frazione è terminata col punteggio di 18-11 per gli olbiesi che sono presentati al via dell'ultimo e decisivo quarto con un margine di tutta sicurezza, 58-47 e un più 11 che poteva consentirgli di dormire sonni tranquilli e di gestire il vantaggio, ma i nuoresi hanno iniziato una rimonta che li ha portati a recuperare lo svantaggio e a chiudere con un più 1. Una frazione terminata col punteggio di 19-7 per la Ichnos che ha fissato il risultato sul tabellone sul 66-65. Una vittoria sul filo di lana ma meritata. Nel prossimo turno la Ichnos affronterà sabato alle 19:30 al Pala Don Bosco il Tavolara Olbia.